Benefici sono molti. Noi ci troviamo con un monte, Monte Sacro, che è il Monte Grappa, che sia da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista naturalistico, è unico nel suo genere. Proprio per questo abbiamo deciso di sostenere come Regione del Veneto il progetto che è stato portato avanti da 25 amministrazioni del territorio di Vicenza, Treviso e Belluno, proprio per candidare questo nostro monte a Biosfera UNESCO. Un progetto ambizioso che punta a sviluppare questo nostro territorio da un punto di vista sostenibile, con la tutela ovviamente della flora e della fauna oggi presente sul Monte Grappa, che rappresenta proprio un qualcosa di unico a livello nazionale. Ricordiamoci che i siti tutelati sono circa 700 in tutto il mondo, 19 a livello nazionale, e il Monte Grappa potrebbe essere il 20° sito tutelato da un punto di vista naturalistico. Quindi un investimento importante che sicuramente permetterebbe di preservare il Monte Grappa così com'è, quindi un posto ancora che da un punto di vista naturalistico è ben tutelato e con molte ovviamente anche specificità, e quindi su questa strada lavoreremo nei prossimi mesi.